Buongiorno da Michelangelo e Emanuela Martinelli. Ci troviamo qui alla Marina degli Aregai in compagnia di Andrea e i suoi amici, i quali ci condurranno a fare un girettino in barca in questa zona. Eccoci qui in compagnia di Andrea, che è armatore di questa barca. Ecco Andrea, com'è nata la tua passione per la barca? Buongiorno. La passione per la barca nasce dal fatto che già mi occupo di controllo del traffico aereo e ci sono molte sinergie tra i due ambienti, perché la fa da padrone il clima, il vento e mare per quello che riguarda appunto la barca. E bisogna essere rispettosi di uno e dell'altro e naturalmente molto prudenti in entrambi gli ambienti. Certo, ecco, è da tanti anni che vieni in questa zona. Come hai scelto questa zona della Liguria, Santo Stefano al Mare? Ma la zona della Liguria è sicuramente molto bella e offre diverse possibilità sia in ambito nautico, nautica da diporto, e sia anche in ambito di ristorazione e diciamo alberghiero. Ecco, quindi Andrea, possiamo dire dal cielo al mare, visto che so che tu sei responsabile della torre di controllo dell'aeroporto di Torino e anche di altri, giusto? Esatto, come dicevo poc'anzi, il mare e l'aria hanno molto in comune. Ecco Andrea, ci puoi raccontare un po' della tua barca? Sulla barca sulla quale ci troviamo è un natante a vela di circa 11 metri, conducibile da personale con patente nautica. Sicuramente differenza vela e motore è la passione per la vela. Ecco, in queste zone, oppure non so se andate a visitare la Francia con la tua barca durante i weekend che tu vieni qui a Santo Stefano, che giri hai fatto? Allora, diciamo ero di base a Diano Marina fino all'anno scorso, mi sono spostato un po' più verso questa zona qua perché è molto più vicina alla Francia. Diciamo che con la barca a vela in un'oretta e mezza, 2 ci si può arrivare. Ecco, la Riviera Ligure e Riviera dei Fiori in cui ci troviamo adesso è rinomata soprattutto per la mitezza del suo clima, ma oserei dire anche per questo mare incontaminato. Ecco Michelangelo, ci puoi raccontare qualcosa di questo Mar Ligure? Sì, è una zona in cui sono presenti più bandiere blu rispetto alla Toscana e in altri posti. Il mare è molto pulito. Ecco, oltre alle bandiere blu, Michelangelo, questa zona è anche conosciuta come il Santuario dei Cetacei, giusto? Sì, è chiamato appunto, come detto, Santuario dei Cetacei, è una zona che comprende la Liguria, un pezzettino della Corsica, fino quasi la Toscana. È chiamato appunto così perché sono presenti parecchie specie di mammiferi, quale balena, balenottera, stanelle, delfini, eccetera, eccetera. Questi mammiferi, visto il mare pulito, si trovano in un loro habitat naturale. Nonostante ci troviamo al 1° di ottobre, i ragazzi presenti nell'imbarcazione hanno deciso di farsi un tuffo e boh, adesso vediamo cosa succede. Facciamo 3, 2, 1? 3, 2, 1, via! No, state tranquilli. La Riviera dei Fiori non è solo fiori e mare, ma è anche sport all'aria aperta, e infatti abbiamo qui sulla costa si snoda questa bellissima pista ciclabile e quindi abbiamo tutti i tipi di sport che i turisti possono praticare sia d'estate ma anche nei periodi autunno-inverno. Bene, la nostra gita per oggi è conclusa, adesso facciamo rientro in porto presso Marina degli Aregai.
Siamo arrivati qui al porto di Marina degli Aregai, ci siamo bevuti un buon caffè e questo porto è uno dei più grandi della zona, penso, vero Andrea? Confermo, ci sono circa 1000 posti barca e quest'anno tra l'altro hanno ospitato i mondiali di vela nel mese di luglio. E il porto è una costruzione del dottor Cozzi e ogni anno si svolge la regata in suo onore. Ecco, un'altra curiosità, Andrea, che ti volevo chiedere: dal mare al cielo, la tua passione anche come è nata per il lavoro che tuttora tu svolgi, anche se ci vuoi dire, so che tu guidi anche degli aerei. Sì, è corretto, la passione nacque appunto a 8 anni, mi portarono a visitare una torre di controllo e da lì l'aeronautica militare poi mi lanciò in questo splendido mestiere. Ecco, e tu ti piace anche volare, so che hai viaggiato in America. Sì, la seconda passione, oltre la vela e aeroplani da turismo, l'ultimo viaggio che ho fatto è lo scorso inverno sui cieli della California, passando da Los Angeles, San Diego e finendo su San Francisco. Bene, per oggi è tutto, chiudiamo questo servizio, abbiamo parlato di cielo e abbiamo parlato di mare. Ciao a tutti da Michelangelo, Emanuela E Andrea.